Ragazzi, restate sintonizzati fino a fine video perché vi svelo il luogo dove si trova la Villa Elitz. Mamma mia, che suono. Ciao, benvenuti o bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video, un nuovo vlog. E come avete visto dal titolo e dalla miniatura, ma soprattutto dalla sveglia che è suonata prestissimo stamattina, tenga ancora uno sfagio me suona. Andiamo in Villa Elitz. Andiamo perché non sarò solo, ne vedrete delle belle. Adesso vado a prendere gli altri due componenti, gli altri due invitati. Io vi invito subito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, ma giusto per il coraggio uno di svegliarsi a quest'ora di mattina, che comunque ci aspettano un bel po' di ore di viaggio, quindi magari vi mostrerò un po' il nostro viaggio, il nostro arrivo, qualche sorpresa, qualche retroscena. Quindi seguite questo vlog e iscrivetevi al canale. Mamma mia, che suona che tengo stamattina. Io odio vlogalla. La mia vita fa schifo. I miei vlog ormai non conoscono orario. Questa non è realtà. Stiamo vivendo un sogno. Di 4:30 la mattina. Qua niente, voglio. Sali. Zitto devi stare. Dobbiamo andare un attimo. Lo posso dire dove? Villa Elitz. Arriviamo. Oh, non ho mai dormito nella macchina di Super Alan, ma oggi lo farò. Voto come si dorme nella macchina di Super Alan. Ve lo dirò anche io. Vabbè. Partiamo. Andiamo. Esageratamente innamorata di Super Alan. Metta benzina. Basta, 2 euro di benzina, Giovanni. Basta. Comunque sto pensando che andiamo a stire. No, non è cosa che mi fa fare video. Mamma mia, 10.000 mi piace Super Alan benzinaio per un quarto d'ora. Oh, cioè 20 euro. Ma dove cazzo dobbiamo andare? 30 euro. 35. Ti immagini il serbatoio è pieno, esce fuori. Esplode tutto, cazzo. Ma bevo. Zitto, stai zitto, stai zitto. Muto quando parli. 50 euro Super Alan. Vai, striscia. Oh, benzinaio o può fare. Aiuto. Ciao. Ragazzi, con noi un altro invitato in villa. L'intesa? Stiamo andando in un autogrill. Grande caffè per svegliarci. Certo. Vaffanculo. Ma cosa stai facendo tu? Vediamo così, 5 euro. 5 euro sta. Pilo Kinder Cards. Kinder Cazzo. Guarda, è piccolo. 3,50 € volevo. Dopo questa sosta, ma che spacci in mecca. Mamma mia. No, sta dove si esplode tutto. Ma che cianuro. Comunque dopo la sosta all'autogrill siamo quasi arrivati. Ragazzi, restate sintonizzati fino a fine video perché vi svelo il luogo dove si trova la Villa Elitz. Io a finire pure in 2 sparti di traffico. Finalmente dopo 3 ore più o meno. No, 3 ore e mezza, 3 ore e mezza. Oh, ma ulato comunque, 3 ore. Gioco. Dopo 3 ore e 30 ragazzi abbiamo la Villa Elitz davanti agli occhi, amici miei. Siamo arrivati, eccola qui, la vediamo, c'è anche la porta da calcio. Siamo accorti noi a frindò burrone qua. Chi è che ci sta chiamando? Mirko! Sta zitto! Riprendilo da là sopra. Sta là, lo sto ripetendo. Cioè sciatta. Io penso che sta macchina non ci fa tornare a casa. Esatto. Guarda, ma quando i miei preti stanno, cante. No, calma. Signori, ci siamo. Mannaggia tutto cosa. Signori, Stiamo entrando ufficialmente per la prima volta in Villa Elitz. Signori. ma che entrata? Sembra una... Sembra che stiamo entrando tipo a in un Reggio castello. Caserta. Incredibile. In un castello, guardate qua questi pini. Saluto a Pino. Ciao Pino. Ma che cazzo ci fai qua, Dio santo? Non dovevo venire oggi. Che cazzo ti ha invitato? Colpo di scena, ragazzi, oggi me ne torno a casa. Te voglio ciao. Ho lasciato 3/4 di macchina per te. Una serie. Andrea. Ma che ci fai, frate? Ma che non ci volevo stamattina. Frate, ma che hai tiscialetto per l'hai visto? Frate Ale, tu non giustivo. Meno male che sono venuto con loro. Se no venivano aperte 3. Allora, lo sono trovato fuori casa stanotte. Già venì. Io pensavo che era il corriere dal rumore. Tati? Potevi portare una pizza, no? Vi volevo portare i cornetti, ve lo giuro. Non ho trovato un cazzo qua fuori, Andrea. Ma non serve a niente. Cosa che si dicono, capi? Si dicono che poi non si fanno, fare che fa li pensare. ci stava la zizzona. Ragazzi, allora adesso Andrea mi mostrerà la piscina. Bene, già. Sei pronto? Allora andiamo. Questa scalinata, vabbè, probabilmente conoscerei già. Giù, Andrea, questa piscina l'ho già vista. Ma la stai inaugurando con questa maglia di me.
Ti farò un Milan? No. La cosa più bella è che sei proprio sperduto. Guardate qua dove stiamo. Sì, non c'è una casa attorno. Non c'è niente, siamo solo noi. Veramente è una goduria. Cosa ne pensi? Bello, bella. È bella pure la villa. Andrea, dormiremo insieme? Qua stanno altre porte. Sì. Una marea di palloni. C'è una cosa, prendi un pallone, Sì. metti Quello dall'altra della parte. Champions, Sì. quello che vinceremo l'anno prossimo. Sì, metti dall'altra parte e vediamo se fai gol. Dall'altra parte. Sì. E grazie Casigno. Allora, se fai gol nella grande, il Napoli vince la Coppa Italia. Se fai gol nella media, il Napoli vince lo scudetto. E se fai gol nella piccola, il Napoli vince la Champions. Se non faccio gol, non vince manco cazzo. No. Viene Kim dalla Corea. Sulla fascia c'è Olivera. Passami un altro pallone. Ok, allora, secondo tentativo. No, fa proprio schifo. Oh, Paolo, che ce la fa? Vai, terzo tentativo. Mamma mia, che stop! Cosa vinceva la Champions? Ho capito, ero 3 tentativi. Arriviamo ai quarti, Raga, invece lì c'è quella cosa che non ho ancora capito che cosa che avete visto nel video di Fuse giocatore. Andiamo a prendere una cosa speciale. Sì. Andri, comunque dillo che devono rimanere fino alla fine del video perché io svelo dove sta la Villa Eliz. Sì, dice proprio la posizione esatta. Ragazzi, stiamo sistemando le porte per... No, stai. Stanno sistemando le porte per il mio video, primo video in villa che vedrete ovviamente sul canale. Grazie ragazzi. Prego. Poi andiamo in Liban. E sgancio. E Waiu. Ciao. Poi nel frattempo abbiamo già registrato 2 video, il mio che vedrete sul canale e quello di Tatino. Adesso stiamo per registrare quello là di Fuse, dopo quello di Home, dopo quello di Shale. Tanti bei video in arrivo, state sintonizzati, bella roba. Ma voglio camminando, tenga una zizza esagera, ma che re? Voglio primo set di video finito, abbiamo già perso 3 palloni. Andiamo a recuperarli. No, Andri, qua ti fai male, quasi scivola. Guardate qua dove sta. Andri, scivoli. Dove sta? Vieni, Hai trovato? Ma giù per... Ah, eccolo! E mo come andiamo qua? entro io qua, guarda. Te la faccio entrare qua dentro. Andrea, chi l'ha buttato qua? Oh, stronzo. Vedrete presto nei video. Ciao, guarda qua. Andrea, stai attento. Andrea, ti stai immolando per me? No, pallone, mica per te, stronzo. Oh, sta una pallone. No, Andrea. Oh, che è sta cosa? No, non è niente, è una musca. Questo te lo meriti. Sì. Oh, finimmo di pigliare. Andrea, che mi porti a vedere? Ah, wow. Andiamo a registrare, dobbiamo lavorare. Andiamo a bagnare. Facciamo qualche scherzo, Andrea. Ce l'ho, però non puoi vedere che stai riprendendo. Ecco, riprendi da su. Uè, bro, sta cosa. Che grande, Cri. È sempre il nostro protagonista. Un uomo distrutto dalla vita. Lasci registrare, superarla. Ciao. Aiù, abbiamo appena finito di registrare alcuni TikTok. Hanno preparato, ci stiamo dirigendo verso il cibo. Voglio adesso cambio di outfit. Vedete, scarpette, alzerotti, completino. Lì giù già vedete Home che sta sistemando perché dobbiamo fare un video non più in piscina ma con la porta da calcio che vedrete ovviamente sul suo canale. È scivolato! Dove sta? Mbappé, che ci fai seduto per te? Quando salo questi scalini. Enzo, non ci ho pensato un attimo l'amico tuo a vloggare. Spero ti cada il telefono. Ma mo scivolerò pure io. Andrea, stai scalando la montagna. Andrea, stai attento, si scivola qua. Peter Cech è arrivato a destinazione. Aiù, primo giorno in villa andato, primo giorno però di registrazione, perché non è finita qua. Adesso c'è la grande cena con gli Eliz, vi porterò un po' con noi, vi farò passare questa serata insieme a noi e poi chissà qualche sorpresa, qualche retroscena, vediamo. Aiù, siamo a cena e Andrea ed Enzo e io vi delizieremo con un piccolo particolare, mister. Aiù, signori. E Waiu? ciao signori, le bruschette, quindi antipasto, eccole qui. Ah boh, veramente la classica, già sai. Prendo questa. Voi quale scegliete? Faccio scegliere a Fuse. Non ti fa, questa è merda. Allora? Tartuso secondo me. No, prendo questa classica. Cazzo faccio 20 secondi. Oh, sta là, in. Cat camera. Vabbè, questo è.
Oh, ma che sei l'epoca che stai in due Cambogia? È l'erbero campetto. Sto merda sotto. Sotto le scarpe. Maglio, seconda bruschetta questa qua con i funghi, Buono, mi piace, bella. Quando sono sta cadendo? Signori, scatta con la merda. Ma comunque saprò che merda, Antonio ha ragione. Non è male. Se vuoi te la faccio anche dopo, penso. Oh, è arrivata la matriciana, Andrea. Dici questo Allora, assaggio. l'aspetto non è male. Sì? Però con i succi, Andrea. Coscia. Mamma, come conosci sta pasta? Devo dire la verità. Verità. È la matriciana più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Questa è per la sponsor. Fa schifo, vedi. No, non è buona. No, io l'ho assaggiata, dai. No, è buona, devo dire la verità, è buona. È proprio buona. Hai sprucato il tuo bicchiere. Andrea, com'è? Voto. Una 18. Oh, buono. Stare pure sta mangiando. Ragazzi, a me invece sono arrivate le tagliatelle ai funghi. Ovviamente la nostra grande scelta dal menù abbiamo preso la pasta con i funghi surgelati. Ah, bistecca di vitellone. Grazie. Oh. Grande Carlo. È uscito tutto over questa bolletta? Grazie Carlo. Ando che la faccio il costo stanno buono. Vai la nostra serata. Signori, siamo. Il video per ora finisce qui. Questo vlog, diciamo questo viaggio più qualche retroscena. Ah, devo dire dove si trova la Villa Elise. Allora, la Villa Elise si trova precisamente a